Un ponte fatto di tante mani colorate, sopra i bambini che si tengono per mano e la scritta Genova nel cuore. Così i bambini della scuola dell'infanzia Colombo di Lavagna hanno provato a disegnare il crollo del ponte Morandi e dalla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure far nascere un sentimento di speranza e di condivisione. Ma il loro lavoro non si è fermato qui. A Natale, insieme alle insegnanti e con l'aiuto dei genitori, hanno preparato tanti biscotti dolci che venduti hanno permesso di raccogliere 500 euro. Ecco allora che l'impegno di solidarietà si è fatto concreto, speranza e dono per tanti piccoli amici che da quel 14 di agosto hanno visto la loro vita cambiare radicalmente. Come per i bimbi della scuola dell'infanzia Bacigalupo di San Pier d'Arena a Genova, la consegna a loro del ricavato dell'iniziativa è diventata una festa che è andata in scena nel cortile della scuola materna di Lavagna con tanto di banda, canti e scambio di regali. Il gesto che le colleghe hanno fatto, i genitori, è un gesto veramente di grande amore per il prossimo, amore per chi ha vissuto questo momento veramente drammatico. Adesso con questa cifra simbolica ma importante che cosa farete? Questa cifra, anche se fosse la metà della metà, è sempre un regalo inaspettato. Con questa cifra compreremo casette di plastica per far giocare i bambini. Un lavoro che ha coinvolto l'istituto scolastico che ci ha fornito la materia prima per fare i biscotti, farina, zucchero, uova, tutto quello che ci serviva. La manodopera dei bambini e del personale, la cuoca che ha messo a disposizione il suo forno, il forno speciale che era pronto a cuocere tanti biscotti. E poi i genitori che hanno acquistato i nostri pacchetti di biscotti e in ultimo anche il dirigente scolastico che, come molti sapranno, ha origini genovesi e che ci ha suggerito il nome della scuola dell'infanzia Bacigalupo. Ed ecco che siamo arrivati ad oggi, questo io credo bellissimo incontro di condivisione.